Buonasera alle principali notizie. Temperature al di sotto della media e forte vento, neve anche sul monte Cammarata nell'Agrigentino, in arrivo un altro ciclone che porterà maltempo la prossima settimana. A Gela, blitz della polizia nell'appartamento abbandonato diventato una fumeria di crack frequentata da tossicodipendenti e pusher. Caro carburante, la Sicilia è tra le regioni più care. Il presidente di Federconsumatori denuncia la speculazione per la guerra in Medio Oriente. I bambini allontanati dalla comunità Gibilman, ha interrogato il Santone che si professa maestro spirituale del gruppo. Per gli investigatori manipola i suoi seguaci. Domani a Messina la manifestazione dei favorevoli al ponte sullo Stretto. Il nostro TG Pietro Ciucci, l'amministratore delegato della società incaricata della costruzione dell'infrastruttura, che dice sull'opera troppi preconcetti. Al film Cena di classe con 2 attori siciliani, Anna Andrea Vitrano e Roberto Lipari, che firma anche la sceneggiatura. Calcio, domani la trasferta del Catania Latina, Viali non avrà Forte, dubbi in attacco dove dovrebbe giocare ancora Caturano. Buonasera, eccoci. Dunque marzo decisamente invernale, responsabile il ciclone Deborah, una perturbazione di origine polare che sta portando piogge intense, raffiche di burrasca accompagnate da un brusco crollo delle temperature. Previsto un miglioramento per la giornata di domenica, poi da lunedì un nuovo peggioramento per l'arrivo di un altro ciclone. Desiree Ferlito. Colpo di coda dell'inverno nel cuore della primavera. La Sicilia torna a battere i denti con freddo, vento e neve. Responsabile il ciclone Deborah, una perturbazione di origine polare che sta portando piogge intense e raffiche di burrasca accompagnate da un brusco crollo delle temperature che hanno trasformato le giornate di fine marzo in uno scenario pienamente invernale. Disagi a Mondello, dove le violente folate hanno travolto la barriera che delimita il cantiere allestito in piazza per i lavori di riqualificazione, ostruendo completamente il passaggio delle auto per diverse ore. A Monte Cammarata, nell'Agrigentino, una nevicata fuori stagione ha trasformato paesaggi abituali di fine marzo in vere e proprie cartoline invernali. Qui siamo invece a Santa Domenica Vittoria, sui Nebrodi, è pieno inverno, uno scenario natalizio. Le precipitazioni sono diffuse, accompagnate da temporali e grandinate, mentre il vento soffia forte, soprattutto lungo le coste, provocando mareggiate e possibili disagi nei collegamenti. Previsto un miglioramento per la giornata di domenica, poi da lunedì il tempo peggiorerà nuovamente, quando si abbatterà sull'isola un nuovo ciclone che porterà ancora piogge, freddo e venti forti. Intanto la Protezione Civile invita alla prudenza, occhi puntati su vento, piogge e possibili criticità locali, mentre la primavera per ora resta ancora lontana. A Gela la polizia, un blitz della polizia nella casa abbandonata diventata centro di ritrovo di assuntori di droga, in special modo crack, controlli anche nel quartiere. Siamo tornati sul posto con Gerry Italia. A 24 ore dalla nostra segnalazione della crack house di via Martorana siamo tornati qui perché ieri sera c'è stato un blitz della polizia. Andiamo a vedere cosa è successo alla crack house. Controlli lungo la via e all'interno dell'appartamento con diverse volanti in strada. Diversi giovani sono stati identificati e sottoposti a perquisizione. Dopo il blitz il via vai nella zona sembra essersi ridotto. L'immobile tuttavia non risulta al momento sottoposto a sequestro. Alla crack house adesso le cose sono un po' cambiate. Come vedete in cima alle scale, nella stanza dove avevamo trovato i resti della consumazione da parte dei tossicodipendenti, adesso la porta qui è chiusa. All'interno dell'appartamento sono ancora evidenti comunque segni del consumo, oggetti modificati, residui di combustione, giacigli di fortuna, elementi che confermano un utilizzo frequente del luogo. Il fenomeno, secondo quanto emerso anche da precedenti segnalazioni, non sarebbe isolato. Il consumo di crack continua a rappresentare una criticità anche per le implicazioni legate alla criminalità organizzata. Il traffico di questa sostanza è infatti riconducibile a circuiti che alimentano le casse di Cosa Nostra. L'operazione di ieri però è stata accolta con favore da chi vive nella zona, da tempo alle prese con una situazione di degrado legata allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Ringraziamo le forze dell'ordine perché hanno fatto il suo dovere, ci sentiamo un pochettino più sicuri in questo momento.
A Licata, nell'Agrigentino, i carabinieri hanno arrestato un 22enne già agli arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti. Dalla perquisizione nello stabile dove viveva, trovati dai cani poliziotto nascosti in un vano occulto di un garage, cocaina e hashish. Veniamo al caro carburanti, infatti i prezzi sono alle stelle, la Sicilia è tra le regioni più care, lamentele da parte non solo dei consumatori che dicono non possiamo andare avanti così, ma anche dal presidente di Feder Consumatori che dice stanno speculando sulla pelle dei siciliani. Marco Gullà. Quanto siete arrabbiati da cittadini? Quanto da 1 a 10? 10. Nuovi rincari per i carburanti in tutta Italia, ma è la Sicilia a collocarsi stabilmente tra le regioni, con i prezzi più elevati, soprattutto per il gasolio. Nell'isola il gasolio, in modalità self-service, ha raggiunto una media di 2,057 euro al litro, posizionandosi tra i valori più alti a livello nazionale. Ancora più alto se si va sul servito. Cosa sta facendo di benzina? 10 euro. 10 euro, non di più perché il prezzo... Perché non conviene fare sempre benzina, perché cambia sempre prezzo. 50 euro, insomma, un mutuo. Di oro, 50 euro di oro. Cosa ne pensa lei di questo aumento dei prezzi? Siamo consumati. Non si può fare sale, scende, anche se il petrolio uscirebbe dal rubinetto, noi la paghiamo sempre lo stesso, stia tranquillo. Situazione simile anche per la benzina. La Sicilia registra un prezzo medio di 1,76 euro al litro, collocandosi tra le regioni più costose, insieme a Basilicata e Calabria. I prezzi sono esageratamente alti, però si deve lavorare, giustamente la devono fare a malincuore, la devono fare. Cosa dicono ad esempio quando poi scoprono il prezzo in teoria? Si vorrebbero fermare con le macchine che non andrebbero più a lavorare, ci dobbiamo fermare tutti. Molto probabilmente lungo la filiera che porta dalla raffineria al serbatoio dell'auto qualcuno sta speculando, approfittando della crisi geopolitica internazionale. E sul caro carburanti c'è anche chi fa ironia sui social. Sin plomo, por favor. De acuerdo, caballero. Y para la dama diésel. No, diésel plus, que hoy es un día especial. Sería 500 euro la cuenta. ¿Qué? ¡Una foglia! Maxi frode sui bonus edilizi nel Messinese, la Guardia di Finanza ha sequestrato 810.000 euro a 2 persone, amministratori di una società accusati di aver percepito indebitamente fondi pubblici senza aver mai eseguito lavori, in alcuni casi su immobili mai posseduti. Desiree Ferlito. Oltre 810.000 euro sequestrati ai 2 amministratori di una società cooperativa. È il bilancio dell'operazione condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina. Al centro dell'indagine l'illecita percezione di bonus edilizi ed ecobonus. Le investigazioni portate avanti dai finanzieri della compagnia di Milazzo sono partite da sospetti movimenti di denaro. Una serie di giroconti bancari verso una cooperativa sociale riconducibile agli indagati, attiva nell'assistenza ad anziani e disabili. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fondi derivavano dalla monetizzazione di crediti fiscali legati a ecobonus, sisma bonus e bonus facciate, ceduti tramite la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Ma a fronte delle dichiarazioni presentate, i lavori di ristrutturazione non sarebbero mai stati eseguiti. Nessun appalto, nessuna fattura e in alcuni casi persino dati catastali inesistenti o immobili mai posseduti. Gli ulteriori approfondimenti inoltre hanno fatto emergere come nel periodo di monetizzazione dei crediti inesistenti uno dei 2 indagati percepiva anche il reddito di cittadinanza. A Enna la prontezza di spirito di un'anziana e l'intervento dei carabinieri hanno sventato l'ennesimo tentativo di truffa telefonica dei finti finanzieri. Fermati 2 diciassettenni catanesi che avevano telefonato alla donna dicendo che l'auto del marito era stata utilizzata per una rapina in una gioielleria. Così sarebbe passato qualcuno a ritirare i gioielli che aveva in casa. Insospettita dalla strana richiesta, la donna ha chiamato i carabinieri che sono poi intervenuti. Interrogato il Santone che si professa maestro spirituale della comunità di Gibilmanna, siamo in una frazione di Cefalù, non è indagato ma il sospetto dei magistrati è che ci sia stata la manipolazione dei suoi seguaci. Intanto i 2 minori allontanati rimangono con il nonno. Lorena Dolci.
Da questo castello in Scozia alla villetta Cefalù, ma dotata di tutti i comfort. Vive in Sicilia il Santone Scianti, guru della comunità del Bosco di Gibilmamma, da dove nei giorni scorsi sono stati allontanati 2 bambini di 7 e 11 anni che non erano mai stati a scuola né dal pediatra. Seguaci in tutta Europa, fra cui anche il piccolo gruppo che negli ultimi mesi aveva trovato rifugio in questa villetta semidiroccata, lontano da sguardi indiscreti. La procura di Termini Imerese ha sentito anche lui, Mark Koppicar, di origini indiano-tedesche, che si è presentato con abiti di lusso e occhiali da sole, ma senza la Maserati che compare in alcune foto del suo profilo, che mostra un tenore di vita molto diverso da quello dei suoi adepti. Al momento non è indagato ed è stato sentito come persona informata dei fatti, ma come faceva proseliti. Per i magistrati c'è il sospetto che si sia approfittato di soggetti fragili. A rivolgersi alla polizia è stato il nonno di uno dei bambini, a cui in questo momento sono stati affidati, un facoltoso imprenditore palermitano, preoccupato perché la figlia aveva abbandonato un lavoro prestigioso per abbracciare un credo che le impone di allontanarsi dallo stile di vita occidentale. Sguardo assente, solo concentrata sugli scopi del gruppo. La donna aveva finito per essere coinvolta nei fallimenti finanziari del Santone, sperperando anche il patrimonio familiare. Domani a Messina le associazioni favorevoli al ponte sullo Stretto faranno una manifestazione. Al nostro TG parla Pietro Ciucci, l'amministratore delegato della società incaricata della costruzione dell'infrastruttura, che dice troppi preconcetti sull'opera. Sentiamo il servizio. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina SPA, società incaricata di costruire il famoso ponte sullo Stretto. Siamo già in ritardo, dovevano partire i cantieri l'anno scorso, già siamo con un anno di ritardo. Partiranno mai questi cantieri? I cantieri partiranno senz'altro, abbiamo avuto dei problemi, come è noto, la mancata registrazione da parte della Corte dei Conti. Il cronoprogramma su cui noi stiamo lavorando prevede il completamento dell'iter procedurale entro settembre, entro l'estate, e quindi i lavori all'inizio dell'ultimo trimestre. Parlamento, Europa, tutti contro questo ponte, dicendo che ci sono troppe criticità, è così? No, molto spesso si riporta e si dà enfasi a alcune considerazioni a volte espresse in maniera preconcetta, senza una spiegazione approfondita. Noi riteniamo di avere la massima attenzione sia alle norme, sia all'ambiente, sia a tutti quei problemi che ovviamente devono essere affrontati e risolti per un'opera di questa complessità, che sia il sisma, che sia il vento, che sia i rischi di infiltrazioni della malavita. Siamo pronti ad affrontare tutto questo. Ci occupiamo del treno Sicilia Express perché da domani mattina alle 11.30 saranno messi in vendita i biglietti appunto per il treno speciale di Pasqua che partirà da Torino il 2 aprile per arrivare in Sicilia nelle stazioni di Palermo e Siracusa. Nei giorni scorsi la Giunta Schifani ha autorizzato il finanziamento del servizio con 153.000 euro di fondi del bilancio della Regione. Il costo del biglietto parte da 30 euro. Adesso da Agrigento, dove c'è stata la protesta della comunità dei sordomuti davanti alla prefettura. Da oltre un anno la sezione provinciale è senza sede e servizi essenziali. Centinaia gli utenti penalizzati. Chiesto così l'intervento del prefetto per verificare i fondi regionali e garantire una distribuzione equa. Davide Sardo. Silenzio che diventa protesta. Ad Agrigento la comunità dei sordi scende in piazza davanti alla prefettura da oltre un anno senza sede e senza servizi essenziali. Un sit-in partecipato per chiedere risposte immediate. La sezione provinciale dell'Ente Nazionale Sordi, attiva da oltre 75 anni, oggi non ha locali né attività, con disagi per centinaia di utenti. Noi sordi siamo molto arrabbiati perché la fondazione, quindi l'Ente Nazionale Sordi, è nato tanti anni fa e adesso non è giusto chiudere la sede. Noi abbiamo sempre domandato all'Ente della Sicilia, quindi di Palermo, e non abbiamo avuto risposte, quindi abbiamo avuto tante battaglie. Alla fine, dopo un anno e 3 mesi, abbiamo deciso di essere qui presenti e manifestare.
Nel mirino anche i fondi regionali destinati all'Ente Nazionale Sordi Sicilia. Il comitato chiede verifiche e una distribuzione equa sul territorio. Perché ci sono anche delle persone anziane che hanno bisogno, perché hanno problemi proprio anche di salute, quindi di essere accompagnate ad esempio dal dottore, quindi accessibilità è un loro diritto, il diritto delle persone sorde, quindi adesso noi siamo tutti bloccati e molti di loro sono bloccati a casa. Io ad esempio sono sorda e sono giovane, li voglio aiutare. Un appello diretto al prefetto affinché si faccia garante di legalità e trasparenza. L'obiettivo è garantire servizi, diritti e dignità alla comunità sorda agrigentina. Una breve pausa, poi la pagina degli spettacoli con il teatro e il cinema. La colpa in tutte le sue declinazioni, oggi e domani al Centro Zooculture Contemporanee di Catania, al Teatro della Compagnia Fantà per il palco off Trilogia della colpa, il titolo dello spettacolo. Orazio Longo. Il tema è il senso di colpa, 3 episodi autonomi ma nello stesso tempo legati da un filo conduttore, 7 personaggi, un tavolo, centro gravitazionale delle narrazioni. Credo che prima o poi dovremo dire qualcosa. Fermati, voglio scendere, sì! Fermati, voglio scendere! Zitto! Trilogia della colpa è il titolo dello spettacolo presentato da Palco Off e firmato dalla compagnia Fantà al Centro Zooculture Contemporanee di Catania. No, respira! Che cosa vuol dire? Volevo che il nostro ultimo ricordo fosse lo schifo che c'era dentro quella macchina! Un feto che si appresta a nascere, un incontro impossibile tra 2 amanti e un trafficante di uomini che affronta il giudizio divino, la colpa in tutte le sue declinazioni tra memoria, responsabilità e destino. Con le proteste affiggono striscioni blasfemi, rivendicano la giustizia nel mondo. Il percorso scenico attraversa 3 fasi dell'esistenza, dal prima della vita al dopo la morte, che non è vista questa come fine ma come elemento costitutivo dell'esistenza stessa, specchio indissolubile dell'essere umano. Un approfittatore, un assassino. Dalla nostalgia alle verità mai dette è uscito al cinema il film Cena di classe, commedia corale che racconta una generazione. Tra i protagonisti anche 2 volti siciliani, Annandrea Vitrano e il Roberto Lipari, che firma anche la sceneggiatura. Eva Spampinato. Pozzi, certo che dovevi morire tu per farci fare sta cena di classe. Parte da un funerale e si trasforma in una notte fuori controllo. Cena di classe, il nuovo film diretto da Francesco Mandelli, appena arrivato al cinema. Sei cambiato di una virgola. Cambiato di tutta la punteggiatura. 17 anni dopo il liceo, gli ex compagni della quinta D si ritrovano. Una cena tra ricordi diventa presto un viaggio tra eccessi, segreti e verità mai affrontate. Cioè, questo film è come le montagne russe. No, se tu sei troppo siciliano e quindi pensi sempre al mare, ma io faccio le montagne russe. Sale sulla risata, ridi e poi ti arriva una mazzata. Poi ti emozioni, poi di nuovo la risata. Sul set che molte cose sono state improvvisate e poi il gruppo ha dato tanto. E il ritmo del film è bello perché passa da un registro all'altro e non te ne accorgi. Nel ricco e divertentissimo cast c'è anche il palermitano Roberto Lipari, che firma anche soggetto e sceneggiatura del film. In realtà io mi diverto perché faccio un personaggio non positivo in qualche modo, ma è buffo. Ma te lo dici da solo? Cosa? Che sei buffo? Sì. Accanto a lui anche i siciliani, Annandrea Vitrano, che interpreta la sua fidanzata storica, e Ninni Bruschetta. E poi fa ridere perché secondo me nel gruppo si crea quel tipico scherzo che c'è nei gruppi affiatati, sì. E quindi le battute sono tutte belle perché tutte arrivano con naturalezza e a un certo punto lo spettatore sembra che accena con noi. Quindi qualcuno ci ha drogato. Una commedia agrodolce ispirata alla canzone dei Pinguini Tattici Nucleari e che per Annandrea Vitrano è diventata anche un momento catartico. E io non avevo mai parlato della mia relazione, della fine della mia relazione. Quindi per me è stato anche un modo per esorcizzare, no? E per raccontare, per dire il mio punto di vista della fine di questa relazione e renderla arte. Si fa la storia! Ci fermiamo, una breve pausa, poi lo sport, il calcio, domani la trasferta del Catania al Latina.
Eccoci al calcio, domani la trasferta del Catania a Latina. La squadra ha effettuato in mattinata la seduta di rifinitura e poi è partita subito per il Lazio. Viali non avrà Forte, c'è qualche dubbio in attacco, dove dovrebbe giocare ancora Caturano. Francesco Triolo. La vigilia della trasferta di Latina è dedicata all'interpretazione delle parole di William Viali in conferenza stampa. Il tecnico ha avuto una settimana di lavoro in più con la squadra e ha pesato la prestazione dei suoi giocatori contro il Casarano. Adesso c'è da correggere quegli aspetti che non sono andati al meglio e cercare di portare a casa quanti più punti possibile per evitare che le immediate inseguitrici Salernitana e Cosenza, 5 e 6 punti, possano insidiare il secondo posto. Viali è stato chiaro, la settimana di lavoro è stata intensa, con un obiettivo. Per accelerare un pochino gli automatismi o le situazioni che dobbiamo assolutamente fare meglio sabato a Latina. Meccanismi da velocizzare, insomma, anche per dare imprevedibilità alla manovra offensiva che sarà affidata ancora una volta a Caturano. Le scelte di Viali potrebbero ricalcare quelle con il Casarano sia nella fase iniziale del match che nel volto visto nel secondo tempo, con Pieraccini più avanzato, Bruzzaniti, Dausili e Jimenez a giocarsi 2 maglie e Lunetta che potrebbe affiancare lo stesso Caturano in fase offensiva. Ipotesi sulle quali la conferma si potrà avere soltanto a ridosso della gara. Le scopriremo in diretta con l'esclusiva in chiaro che Telecolor offrirà ai suoi telespettatori a partire dalle 13:30. Seconda penalizzazione di 5 punti per il Siracusa, rinviato al 31 marzo il processo del Trapani. Sergio Colosi. La sezione disciplinare del Tribunale Nazionale Federale ha inflitto 5 punti di penalizzazione al Siracusa, che aggiunti ai precedenti 6 diventano 11, con il conseguente ultimo posto in classifica. 7 mesi di inibizione al presidente Alessandro Ricci. La nuova penalizzazione segue il deferimento proposto dalla Procura federale e depositato il 5 marzo. Il club azzurro, che non ha rispettato le scadenze amministrative dello scorso 16 febbraio, a quota 22 ad una lunghezza dal Foggia penultimo. A 27 c'è il Trapani, la cui udienza è stata posticipata a martedì 31 marzo. Probabile una nuova penalizzazione per i Granata, già a -20. Situazione drammatica per i 2 club siciliani, chiamati a fare punti sul campo nelle ultime 5 giornate per sperare nei play-out, a partire dagli impegni di domenica pomeriggio. Il Siracusa ad Altamura e il Trapani a Foggia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.